Bentornati al nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo, una tregua anticiclonica che si prospetta almeno fino alla giornata di lunedì e poi avanzerà un minimo depressionario dalla Spagna che porterà quindi forte maltempo e un clima comunque fresco dappertutto, soprattutto sul nord Italia. Come vedete, instabilità che proseguirà in meno anche per questa settimana, nuovi flussi instabili dal Mediterraneo occidentale che riusciranno a raggiungere anche l'Italia, clima che comunque sarà fresco soprattutto al nord Italia e su parte del centro. Diversamente al sud risentiremo di temperature tra i 25 e i 27 gradi per quanto riguarda gran parte della settimana, eccetto delle punte per la giornata di martedì, fino a 29 gradi, pensate, soprattutto sulla Sicilia. E intanto vedete come la giornata di lunedì sarà appunto più stabile dappertutto, con sole prevalente tra qualche vedatura innocua, non avremo precipitazioni. Sarà quindi un lunedì stabile, ma vedete si avvicina proprio tra la Corsica e quindi la Francia di una perturbazione che sarà ben carica di temporali. Appena arriverà proprio sul nord Italia, sul Mar Ligure, porterà quindi forte instabilità. Infatti eccolo che arriva. Come vedete, forti temporali per quanto riguarda la giornata di martedì, causa questo minimo. Già dalla mattinata potranno arrivare già correnti umide e portare qualche debole precipitazione sulle medio-alte pianure del nord Italia, e poi si formeranno invece temporali molto più forti e a carattere comunque sparso su tutta quanta la Valpadana in generale. Più a rischio il nord-ovest, ricordo, per grandinate anche di medie dimensioni, e queste le precipitazioni. Come vedete, queste le aree più soggette al rischio di piogge e di temporali, soprattutto sulla Toscana, come vedete anche il Piemonte e sulla Liguria, ma anche comunque sulle medio-alte pianure venete e lombarde. I fenomeni temporali si sconfineranno fino alla Valpadana. Altrove noi sentiremo di precipitazioni, se non qualche debole pioggia a tratti in serata anche sulla Campania, sul Lazio e sulla Sardegna occidentale, ma nulla di che. Poi vedete, mercoledì avremo ancora dei residui temporali durante il pomeriggio sul Valpadana, ma soprattutto lungo il versante adriatico. Le aree più esposte saranno queste, quelle evidenziate ovviamente dalla mappa, quindi ancora dei rovesci che potranno insistere sulla Emilia Romagna ancora durante il pomeriggio, sul versante adriatico in modo particolare, possibile anche sulla città di Roma e anche su Napoli, mentre altrove, come vedete, avremo solo la comparsa magari di qualche goccia di passaggio, ma nulla di che. Avremo più schiarite invece al nord-ovest con temperature in rialzo, mentre sul versante adriatico caleranno sempre al di sotto dei 21 gradi. Per quanto riguarda la giornata di giovedì, invece, arriva un forte flusso di matrice attica che riuscirà quindi a portare freddo sulla Scandinavia e farà calare anche una depressione che era sulla Gran Bretagna e la Francia, che a partire proprio dalla giornata di giovedì si spingerà ancora nuovamente sul Mar Ligure per portare nuova fase di forte maltempo. Questa sembra ormai confermata da tutti quanti i centri modelistici per il rischio di nuove occasionali grandinate sulle medio-alte pianure. Queste le aree sempre più con maggior rischio. Guardate anche gli accumuli che potranno anche superare addirittura i 60 mm, soprattutto sul Piemonte e sulla Lombardia, quindi ancora il rischio di nubifragi sarà persistente per questo nuovo passaggio perturbato nella giornata di giovedì. Altrove invece, pensate, non risentiremo a nulla se non alla possibile discesa poi da venerdì in poi di questa perturbazione verso il sud Italia, specie il versante adriatico, ma ne riparleremo perché è ancora poco definita la situazione per il weekend. Comunque consultate i prossimi aggiornamenti meteo.